Venezia stremata dalla seconda acqua alta sopra i 150 cm in pochi giorni, non accadeva dal 1872, la marea oggi si è fermata a 154 cm. Il governatore del Veneto resta in città in sopralluogo e conferma danni ingentissimi. Stamane anche Matteo Salvini, il ministro dei beni culturali Franceschini e il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà. Mobilitazione eccezionale per Venezia e le isole, attivato il conto corrente e anche l'SMS solidale, nuovo appello del patriarca Moraglia. Madre e figlio muoiono intossicati dal monossido di carbonio in una casa di Castello. L'uomo era andato a trovare la madre preoccupato per l'acqua alta. Danni ingentissimi, disagi anche a Chioggia, la rabbia dei residenti e dei negozianti. Il sindaco dice il baby Mose funziona ma non basta, aspettiamo il vero Mose. Nel momento di massimo picco dell'acqua alta a San Marco in azione la troupe del film Sei tornato con Stefano Accorsi e Valerio Golino, polemiche dei negozianti e cittadini, il sindaco Brugnaro dice li ho cacciati. Ben ritornati telespettatori di Antenna 3, se state seguendo dalle 9 di questa mattina stiamo continuando il nostro lungo racconto, la nostra lunga di fatto edizione straordinaria dei nostri telegiornali che continua senza soluzione di continuità, anche se ha la forma in questo momento del telegiornale di Venezia, quindi ci concentriamo proprio su questo. Dunque torniamo a parlare di Venezia, torniamo a parlare dei 154 cm che è la punta massima raggiunta oggi dalla marea ed è un record, dicono gli storici del centro previsioni maree del comune, perché maree eccezionali di questi giorni a Venezia hanno battuto diversi record, ma infatti dal 1872 si erano presentati due eventi di acqua alta superiori ai 150 cm nello stesso anno, men che meno nella stessa settimana, in questo caso in 2 giorni, 187 cm di martedì notte, tra martedì e mercoledì, e i 154 raggiunti oggi, quindi per l'eccezionalità, per rendersi conto anche dell'eccezionalità della situazione, ma anche il fatto che siano state così ravvicinate. Allo stesso modo mai dal 1872 Venezia aveva visto 3 eventi mareali superiori ai 140 cm nello stesso anno, ancora di più nella stessa settimana. Dunque questa è la situazione di oggi, sappiamo che domani invece è una giornata in cui si potrà rifiatare almeno nella prima parte della giornata, ma poi cercheremo ulteriori conferme dall'assessore regionale Bottacin nelle prossime edizioni. È previsto un nuovo picco nella tarda serata di domani, ma per adesso è un picco decisamente inferiore a quelli che abbiamo raccontato in questi giorni, ma come sapete la situazione è in evoluzione anche per il maltempo nelle altre zone del Veneto. Dunque fra poco rivedremo anche il viaggio che ha fatto il nostro direttore Luigi Baciali, l'abbiamo visto nelle telegiornali del Veneto, per renderci conto di com'era la situazione stamattina. Però adesso in questo momento mi concentrerei qualche istante sul conto corrente, perché è importante farlo vedere, è sempre in onda, ma lo ricordiamo, questo è il conto corrente e lo vedete sempre in onda per aiutare Venezia, attivato dal Comune, ecco, adesso lo vediamo in grande. Il conto corrente intestato a Comune di Venezia, emergenza acqua alta, la causale, l'Iban e tutti i riferimenti. Questo lo vedete bene adesso in grande, ma lo vedete continuamente durante il nostro telegiornale. Vi faccio vedere anche il numero dell'SMS solidale, attivato invece dal pomeriggio, ed è un numero di SMS solidale che è attivo per 30 giorni, 45500, che consente di donare 2 euro inviando un SMS oppure effettuando una chiamata da rete fissa. Questo è appunto un altro strumento, perché è importante insomma dare una mano ovviamente a Venezia. Allora, nel telegiornale del Veneto abbiamo visto il governatore Zaia, è rimasto a Venezia, non c'è stato l'incontro evidentemente con il ministro Francesco Boccia, che era previsto in questi giorni, oggi era previsto sull'autonomia, ma era chiaro che con un'emergenza del genere il governatore non poteva lasciare Venezia, la sua Venezia e il Veneto. Abbiamo visto Luca Zaia in sopralluogo nel telegiornale del Veneto ribadire appunto la necessità degli aiuti e dei danni ingentissimi. Abbiamo visto anche Matteo Salvini parlare di una città che grida aiuto. Mi concentrerei invece adesso in questo momento sul ministro dei beni culturali Dario Franceschini. Non siamo riusciti a vederlo nel telegiornale del Veneto, lo vediamo adesso perché ha dato delle importanti indicazioni anche per quanto riguarda l'Art Bonus. Sentite allora le parole di Dario Franceschini, raggiunto da Christian Arboit questa mattina proprio a San Marco. Avere visto direttamente i luoghi, avere girato per Venezia
dà un'impressione purtroppo di un disastro molto più grande di quello che le sole immagini televisive trasmettono. E quindi vedere direttamente e soprattutto parlare con chi sta già seguendo queste ore, dal sindaco al Presidente della Regione a tutte le strutture periferiche del Ministero dei Beni Culturali che dai primi minuti stanno seguendo il censimento dei danni, dà il senso che ieri è stato importante il primo intervento del Consiglio dei Ministri, ma quei 20 milioni sono solo per le prime emergenze, come chiaro. Qui serve un intervento molto più ampio, più forte, entrare in negozi allagati, vedere i mosaici di San Marco coperti dall'acqua, vedere le piazze e le strade di Venezia trasformate in torrenti, veramente dà il senso di quello che il mondo sta capendo, cioè una cosa che richiede un intervento forte, complessivo, che non si fermi quando si spengono i riflettori, come purtroppo capiterà e capita in tutti i casi di calamità naturali. Quindi le strutture periferiche del MIBA sono mobilitate in un censimento dei beni culturali. Abbiamo presentato un emendamento che consentirà di estendere l'art bonus, l'incentivo fiscale per chi dona per il recupero del patrimonio culturale, anche a tutto il patrimonio ecclesiastico di Venezia. Sono più di 50 le chiese che hanno avuto danni, sono state invase dall'acqua. Abbiamo trasferito qui una parte dei nostri caschi blu della cultura, i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, per i primi interventi. Insomma, stiamo facendo tutto il possibile, ma ripeto, una cosa è affrontare l'emergenza, un conto è gli interventi strutturali e le risorse per fare tutto il possibile per contrastare il fenomeno delle acque alte. Dei mosaici cosa ci può dire? Una parte, soprattutto la cripta, sono state nel 12 anche in parte oggi invase dall'acqua, si stanno censendo i danni, per fortuna non sono danni irreparabili, ma comunque danni ci sono. In prospettiva quali risorse potrà mettere in campo il governo? Abbiamo ragionato già ieri in Consiglio dei Ministri appunto rispetto alle risorse per la prima emergenza, ma sarebbe ben altro rispetto ai primi 20 milioni che sono importanti ma coprono le urgenze, di rifinanziare la legge speciale per Venezia. Ragioneremo tutto il possibile anche in termini di risorse e anche in termini di norme, perché Venezia è una città che richiede regole particolari. In particolare da questo pomeriggio ci sarà la possibilità di donare attraverso un SMS, in modo che chi vuole dare un segnale per Venezia, che è patrimonio non soltanto dell'Italia ma dell'umanità, come dice l'UNESCO, come ricorda l'UNESCO, ci sia anche un meccanismo volontario di donazioni, e l'art bonus aiuterà anche questo. Come il patriarca, gli accordi quali sono? Non abbiamo fatto accordi, il Patriarca mi ha mostrato la situazione di San Marco richiede degli interventi di prima emergenza ma richiede degli interventi strutturali, quindi troveremo le risorse. Secondo lei quanti soldi servono? Ma non è il problema solo di San Marco, che è il luogo più simbolico, sono tante le chiese, c'è una situazione complicata dei campanili che sono monitorati anche da questa mattina dall'Agenzia Spaziale per capire i micro spostamenti che vanno controllati anche per ragioni di sicurezza. Ministro, serve un piano straordinario per la cultura a Venezia? Serve un piano straordinario per Venezia. Parlare di Venezia e distinguerla dal patrimonio culturale è quasi impossibile, perché non è un tema di edifici vincolati in un tessuto urbano che non merita tutela. Qui è tutta Venezia che merita tutela, e quindi l'intervento deve essere complessivo. Servono molte risorse che si dovranno trovare. Le immagini stanno facendo il giro del mondo, un danno per la cultura, un danno anche per l'Italia. Sicuramente sono immagini che in qualche modo aumenteranno l'amore che tutto il mondo ha per Venezia, quindi che se è patrimonio dell'umanità ci aspettiamo anche dei meccanismi di solidarietà internazionale, e impegno ovviamente il Parlamento e il Governo a fare tutto il possibile per evitare che in futuro si ripetano fenomeni di questo tipo. 20 milioni... La natura si può contrastare con le tecnologie nella misura massima possibile. 20 milioni di euro adesso, subito, e dopo quale sarà il prossimo step? Non è il momento di fare cifre, prima si censiscono i danni e poi si fanno cifre. I 20 milioni sono solo per la prima emergenza. Grazie, arrivederci. Queste le parole di Franceschini. Peraltro rileva l'ANSA, la soprintendenza dice ipotesi di 60-70 mila euro per ogni chiesa colpita, quindi se si comincia a fare il calcolo, insomma, si conferma centinaia e centinaia di milioni di danni. E a proposito allora del patrimonio ecclesiastico, ma non solo, le parole accurate del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Noi siamo preoccupati perché la gente incomincia a essere disperata, e ogni anno doversi trovare nella condizione di ripetere gli stessi gesti per salvaguardare delle attività.
quindi si tratta di famiglie, si tratta di piccole aziende molte volte che cercano di vivere. In questo momento io non voglio accusare nessuno, voglio far presente un'amarezza, una sofferenza, un disagio, e io spero che i politici lo raccolgano come un atto forte di richiesta, questo sì. Guardando con speranza al futuro, chiedendo però di non ripetere gli errori del passato, questo certamente. Lei cosa dice in questi giorni ai suoi fedeli disperati? Quali parole di conforto usa? Ma guardi, in queste circostanze ho già vissuto altre vicende del genere, quello che più conta è la vicinanza del vescovo. Io ho camminato per ore nell'acqua alta e ho voluto camminare certe volte da solo visitando alcune zone, altre volte col sindaco, per dire alla gente: con questa presenza non siete soli. Ecco, perché il messaggio che io vorrei che passasse ai nostri veneziani è chi in qualche modo ha una responsabilità pubblica in ambito ecclesiale o civile non vi lascia soli, è presente, viene a visitarvi nel momento della difficoltà. Così il Patriarca di Venezia. Allora andiamo a Chioggia adesso, il viaggio a Chioggia di oggi di Anna Maria Parisi. Partiamo dalla Chioggia che ha visto case e negozi allagati. Tutto di nuovo allagato qui a Chioggia. Tutto di nuovo come al solito, no? Dopo 7 miliardi spesi per niente, siamo sempre così. Questa è casa mia e questo è il risultato dell'acqua alta. Qui ci sarà almeno più di mezzo metro d'acqua. Qui c'è, sì, 40 centimetri d'acqua. C'è ancora il segno, si vede. Sì, si vede. Si vede. Guarda. Questo è il segno dell'altro giorno? Sì, quando c'è stata la bufera, diciamo, ecco. È arrivata là, come nel 66. Qui siamo a casa, siamo in una casa privata, a casa del signor Salvino. Vediamo gli scalini sono andati sott'acqua e uscendo addirittura il livello dell'acqua dal canale ha raggiunto la strada. Ok, qui in Corso del Popolo l'acqua è andata oltre al livello dei miei stivali, quindi ormai zeppa, fradicia. Cerchiamo di raggiungere il comune. Adesso c'è la previsione di 1,60 m? Dovrebbe essere passato perché era alle 11:30, 1,60 m. Adesso sta scendendo l'acqua. E dobbiamo essere sempre qua, sempre. Però le idrovore nei negozi sono fondamentali, insomma. Le spese nostre salviamo il nostro capitale, anche perché l'entrata è lunga, dietro abbiamo lavatrici, congelatori. Stiamo aiutando anche il ristorante, perché se aspettiamo le autorità stiamo freschi. Con i commercianti di Corso del Popolo rimasti letteralmente allagati, un altro luogo simbolo di Chioggia, la pescheria, andata completamente sott'acqua. Ti dà molto sconforto attraversare questa zona della pescheria che normalmente è sempre gremita di gente, e questa è una delle anime di Chioggia. Sentite anche come la pioggia battente continua incessantemente a ricoprire il territorio già di per sé devastato dall'acqua alta. E adesso sentiamo il ministro D'Incà, il ministro per i rapporti col Parlamento, D'Incà, che oggi ha visitato Chioggia. Sì, è veramente tragica, l'acqua è entrata in tante attività commerciali, però ci sono anche buone notizie. Adesso che c'è lo stato d'emergenza anche per Chioggia, provvederemo anche qui a poter dare i famosi 5.000 euro per i privati e 20.000 euro per le attività commerciali, per poter esercire e far riprendere le tante attività commerciali che sono il cuore pulsante di Chioggia. È solo un indennizzo però. Chiaramente è un inizio, un indennizzo, insieme ai 20 milioni del primo soccorso, sono i primi passi per poter affrontare quello che è un male grande, quello delle maree, che saranno un problema anche nei prossimi anni, perché c'è un cambiamento climatico incredibile nel nostro paese. Ecco perché il MOSE deve essere assolutamente finito. Dobbiamo vederlo in funzione per il 2021. Questo governo vuole lasciare un segno profondo, vuole veder funzionare il MOSE.
Le modalità di erogazione di questo primo indennizzo? Beh, saranno modalità diretti, ho già parlato con il capo della protezione civile, tra l'altro io vengo da un'altra crisi climatica incredibile, quella della tempesta Vaia, e anche lì abbiamo agito in maniera immediata, per cui credo che riusciremo a dare un aiuto importante alle tante persone che hanno sofferto in questi giorni. I tempi, diamo una tempistica. Entro quanto tempo? I tempi sono sempre difficili, però credo che in alcuni mesi potremo riuscire a dare un contributo e un aiuto a queste persone. Ecco perché a tutte le persone che ho incontrato ho detto attenzione, fate le fotografie, prepariamo i moduli, compiliamoli bene, cerchiamo di essere corretti anche e di poter affrontare questa problematica insieme, perché l'unico modo per poter superare questo inferno di acqua è essere uniti come una grande comunità. Certo, sono necessarie le foto eccetera per documentare il tutto, ma non è la solita burocrazia di incarico. Signori, qualche foto va fatta, oggi possiamo farla in maniera veloce, i moduli vanno compilati, vi sono le autocertificazioni, l'importante è farli. Credo che se perdiamo anche 1 ora o 2 ore a poter compilare questi moduli fatti bene con l'aiuto del sindaco, dell'amministrazione, degli enti locali, poi potremo avere quei soldi che possono fare ripartire le tante attività che hanno subito gravissimi danni. Queste le parole del ministro D'Incà. Domani nel frattempo altre 2 visite, cioè quello del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che sarà domani mattina a Venezia. Ministro dell'Interno Lamorgese, ci sarà anche il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Pubblicità, poi torniamo a Chioggia. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Venezia, stiamo continuando di fatto il racconto da questa mattina, sempre a Chioggia per sentire le parole del sindaco sull'utilizzo del Baby Mose e soprattutto sul Mose. Eccolo il Baby Mose, già attivo, operativo, lo vediamo, è già alzato, funziona fino ai 130 centimetri sopra il livello del mare. Si trova, questo che vediamo, ai piedi del ponte di Vigo, ma dopo i 130 centimetri l'allagamento purtroppo è in atto, visto che non funziona il Mose da Venezia. Questo Baby Mose sta salvando Chioggia? Sì, è un'opera che funziona, chiudendo a monte e a valle il canale di Rivavena, protegge dall'acqua alta il centro storico fino a 130 centimetri. Oltre non è più possibile proteggere la città dall'acqua alta e abbiamo bisogno dell'opera maggiore, che è il Mose, che deve proteggere tutta la laguna. Ecco, purtroppo, vista la marea eccezionale di martedì scorso, tanti commercianti che anche qui hanno risentito dell'allagamento. È vero. Purtroppo c'è stata una marea eccezionale, abbiamo raggiunto il picco di 170 centimetri, il secondo in tutta la storia della città. Era un evento eccezionale e ci sono verificati tanti danni. Già oggi abbiamo visto con 146 quanto erano i disagi, ma niente a confronto rispetto all'altra sera. Avete già una stima di questi danni? Quanti negozianti che ne hanno risentito? A Venezia 9 su 10, qui? Il totale non saprei neanch'io quantificarlo, abbiamo sentito prima incontrandoli durante il nostro sopralluogo, c'è chi ha perso 5 frighi, c'è chi ha perso la macchina distributrice delle sigarette, c'è chi ha perso il magazzino, si sono rialzati i pavimenti, si è sfondata la paratoia e quindi i danni sono tutti da calcolare. Il Baby Mose funziona, tutte le maree che sono fino a 1,30 il Baby Mose tiene. Dopodiché dovrebbe andare in funzione quello di Venezia, il Mose di Venezia, ma siccome che non si sa quando finirà, ha iniziato ma non si sa quando finirà, fino a 1,30 siamo sicuri, ma queste qua superano l'1,30. Sono in chiusura solo per ricordarvi, ma ne parleremo a questo punto nel telegiornale di Treviso che inizia fra pochissimo, delle 2 vittime a Castello. L'abbiamo raccontato nel telegiornale del Veneto, madre e figlio uccisi dal monossido di carbonio. Lui era andato a trovare, lui 43 anni, Fabio Canciani era andato a trovare la madre preoccupato per l'acqua alta. Purtroppo sono morti con l'esalazione di monossido di carbonio. Lo sentiremo Lorenzo Maier nel telegiornale di Treviso per fare una finestra su Venezia fra pochissimo, e allora adesso il meteo.
Bentrovati al meteo. Prosegue la fase di maltempo, l'intensa perturbazione giunta sul nostro territorio si farà sentire anche nella giornata di sabato 16 novembre. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo spiccatamente instabile con precipitazioni diffuse localmente anche intense e abbondanti, specie in serata e in nottata. Limite iniziale delle nevicate sui 1000-1200 metri, poi a quote più elevate. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 10 e i 12 gradi. E anche sul Friuli Venezia Giulia sarà una giornata con il cattivo tempo, avremo infatti temporali sin dal mattino, localmente anche forti. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, massime comprese invece tra gli 11 e i 16 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove peggiorerà anche qui con temporali via via più diffusi un po' su tutto il territorio regionale. Temperature minime sui 4 gradi, massime tra i 7 e gli 8 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.